Svolte in queste ore nel caso del 56enne italo-ucraino di Mogliano trattenuto al confine con la Polonia per mandarlo al fronte. Dalla Farnesina al comune mobilitazione generale è partito e tornerà a casa. Le parole di Volodymyr in viaggio verso l'Italia: grazie a chi mi ha aiutato, finalmente mi sento libero e potrò riabbracciare i miei familiari. 40.000 euro di bottino, razzia nella villa di un imprenditore di Mogliano. Le parole dei proprietari: nostra figlia era rincasata, ha rischiato di incontrare il bandito armato di una forbice. Violenta lite in auto, pugni alla testa del compagno che finisce in ospedale. Una donna di 30 anni condannata a 6 mesi dal Tribunale di Treviso. Vertice dell'Unione Province Venete sul caro energia e materie prime, l'allarme a rischio, cantieri per strade e scuole, all'esame un documento da mandare a Roma. Persi 2 anni e non solo per la pandemia, corsa contro il tempo per Milano Cortina 2026, dagli impianti sportivi alle opere viarie, boom costi cantieri più 30%. Se Piazza Indipendenza a Treviso tornasse a chiamarsi Piazza delle Donne, la proposta della Commissione Pari Opportunità della provincia piace al sindaco Conte. Sport, il basket, figuraccia contro il Napoli e record negativo di punti messi a segno in un quarto. La sconfitta al Palaverde spinge la Nutribullet Treviso verso il baratro, retrocessione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto anche questa sera nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, ma non possiamo non iniziare dalle immagini davvero sconvolgenti di Bucha, con le sue fosse comuni che stanno facendo il giro del mondo, indignando e sconvolgendo l'Occidente. Secondo la ministra della difesa tedesca Christine Lambrecht, l'Unione Europea dovrebbe discutere lo stop totale all'importazione di gas russo come sanzione estrema alla Russia, sanzione che però avrebbe innegabili ripercussioni anche per l'Italia, per il territorio veneto, che come sapete è totalmente dipendente dalle importazioni di gas, soprattutto dalla Russia. E questo è il tema di questa sera a Ring, la trasmissione di prima serata condotta in studio dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. La domanda che vi poniamo è diretta come sempre: spegnere il gas per affamare Putin? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626691. Se no, non bisogna spegnere il gas per affamare Putin, il numero è quello in rosso, lo vedete, 0422 1626690. Ovviamente le linee sono aperte, aspettiamo la vostra opinione, l'esito del sondaggio questa sera a Ring con Avarino. Però fortunatamente ci sono anche le buone notizie che arrivano dall'Ucraina, perché è stata sbloccata la situazione che vedeva coinvolto un cittadino italo-ucraino residente a Mogliano. Questa la sua gioia. Ti do una notizia di 2 secondi fa, ce l'abbiamo fatta. Abbraccio, grazie. Grazie. Ciao. Vladi, Eccoci. Ma sto non bene, ma molto bene. Mi sento molto libero, mi sento molto sollevato, a dire la verità. La gioia è incontenibile. La fine di un'odissea iniziata il 19 febbraio, quando Volodymyr Znamerowski, 56enne con doppia cittadinanza italiana e ucraina, residente in Veneto da 30 anni, rientra in Ucraina per partecipare ai funerali del padre a Kiev. La cerimonia si svolge il 22, 2 giorni dopo, il 24, la prima bomba sulla capitale fa piombare il paese nell'orrore. Mi sveglio perché mi sveglia la mia madre e dice che Kiev stanno bombardando Kiev. Poi pian pianino vedo attraverso finestra che la città sta svuotando. L'uomo prende così una macchina a noleggio, direzione Leopoli. Il paesaggio è lunare. Presenti film tipo come Independence Day, Godzilla, no? Là. Sì, era così. Era questa coda di macchine che si muoveva, questa massa di macchine, colori diversi,
si muoveva in una direzione. Il viaggio non è facile, le settimane passano. Vladimir nel frattempo aiuta l'Onlus Mediterranea, di cui fa parte come volontario, lavora sul campo in qualità di interprete, consegna aiuti umanitari. Al momento del rientro con la carovana dell'associazione però le autorità del paese lo bloccano, vogliono mandarlo al fronte perché è ancora cittadino ucraino, ma Vladimir ha la doppia cittadinanza, è anche italiano e si sente tale, vive in via Magenta a Mogliano da anni, ha 2 figli piccoli e una moglie che lo aspettano. Tu puoi trattarmi come un 56enne italo-ucraino oppure come un, non so, 25enne italiano, ecco, è così. A supportarlo in ogni fase il volontario moglianese Danny Castiglione, che in macchina con lui esulta dopo ore concitate. Ce l'abbiamo fatta. Ora Vladimir, dopo un mese e mezzo, ha solo un pensiero: riabbracciare i suoi cari. Ho chiamato moglie, ho scritto a lei, lei è contenta, oltre che contenta. I figli non sanno niente perché sarà sorpresa per loro. Insomma, la situazione si è sbloccata a metà giornata, ma per Vladimir si è mobilitata un'intera comunità, quella di Mogliano e non solo, perché è scesa in campo anche la Farnesina. Ho appena saputo dall'ambasciata italiana in Ucraina, dall'ambasciatore Zazo e dai suoi collaboratori, che il Veneto, il signor Znamerovski, ha potuto passare la frontiera, quindi è sul territorio dell'Unione Europea e potrà tornare a Magliano Veneto. Credo che sia importante. La conferma arriva direttamente dal sottosegretario agli affari esteri Benedetto Della Vedova alle 2 del pomeriggio. La diplomazia ha fatto il suo corso e il moglianese Vladimir può tornare a casa. Il 56enne a Mogliano da 15 anni, dopo altrettanti a Mestre, è volontario tra l'altro della Onlus Mediterranea Saving Humans, fondata dal veneziano Beppe Caccia e che nel moglianese si appoggia all'associazione Officina 31021 di Zerman. Per lui nell'arco di 24 ore si è mossa un'intera comunità. Ieri dei volontari che sono lì al confine, volontari moglianesi, mi hanno chiamato, ero a un concerto per la pace e fatalità e c'era bisogno di un certificato di residenza che dichiarasse che lui è qui residente a Mogliano con 2 figli giovani del 2015 e del 2011 da mantenere, quindi io sono subito corso in municipio, ho preparato questo certificato come ufficiale di anagrafe e l'ho spedito al confine. Dichiarazione che sembra non bastare alle autorità ucraine, che trattengono l'uomo a Leopoli con l'intenzione di spedirlo al fronte sulla base della legge marziale applicabile a tutti i cittadini ucraini tra i 18 e i 60 anni. Ma Vladimir è anche cittadino italiano eppure residente in Italia. Per ribadirlo si attivano altri canali politici, tra questi il capogruppo PD all'Europarlamento e l'ex sottosegretario Andrea Martella, attuale segretario Dem Veneto. Siamo riusciti a fare pressione sulla Farnesina affinché attivasse un'unità di crisi che è stata convocata alle 6 di sera italiane. Teniamo conto che per il fuso orario in Ucraina si è un'ora avanti, per cui non siamo riusciti a portare a termine il tutto entro la serata di ieri. Il lavoro diplomatico prosegue così per tutta la prima parte della giornata di oggi, fino al sospiro di sollievo collettivo. Come potete immaginare, la situazione in queste ore, in queste giornate è molto molto complicata sul confine tra l'Ucraina e l'Unione Europea, ma insomma sono contento che sia stato possibile risolvere questo piccolo caso dentro il caso più complessivo della guerra di Putin contro l'Ucraina. E c'è poi il nodo dell'accoglienza, un accordo quadro finalizzato all'inclusione sociale dei profughi ucraini giunti in provincia di Treviso è stato sottoscritto oggi tra la conferenza dei sindaci, l'azienda sanitaria locale, l'INPS, la Caritas e vari enti di formazione. Fra le iniziative previste l'attivazione di una copertura sanitaria, la continuità degli ambulatori distrettuali di prossimità, l'inserimento scolastico per i più piccoli e l'avvio di corsi di lingua italiana per gli adulti fino al supporto per la mediazione linguistica, culturale e psicosociale. Ritorniamo a Mogliano per parlare di cronaca e di un furto che preoccupa e non poco.
I coniugi Migliorini ripercorrono quel giorno, consapevoli che nonostante il bottino ingente che il ladro ha rubato è andata bene, perché la figlia è rientrata prima, aveva dimenticato a casa il portafoglio, quasi incrociando il malvivente. Per fortuna che non è successo niente alla ragazzina, più che altro che è entrato, e quando siamo andati a controllare in bagno c'era questa forbice proprio grande così, che sembra che lui l'ha appoggiata, ha detto se magari mi prendono colpisco. Il ladro probabilmente teneva sotto controllo la famiglia, sapeva che tutti erano usciti e la casa a 2 piani era vuota. Ha scavalcato questa recinzione. Se tu guarda bene por dentro c'erano delle impronte. Lui, questa finestra era in ribalto, lui è cavalcato là, non so come è riuscito a aprire perché la finestra era semi aperta, no? Sì. È entrato, è andato subito per le scale, è andato in camera mia, ha portato tutto quello che ha preso. È fuggito portandosi via orologi di pregio e vari gioielli per un valore di 40.000 euro. Questa persona è andata proprio colpo sicuro. È andato colpo sicuro, qua sotto c'era il comodino aperto e ha portato via il primo orologio che c'era lì e dopo subito di sopra. E ha fatto tutto con cura perché la camera era proprio perfetta, non è che ha fatto proprio con cura. Quell'arco di 20 minuti lui ha svuotato tutto. Un colpo studiato nei minimi dettagli. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il ladro. Da alcune testimonianze era un giovane giubbotto nero, felpa con cappuccio scuro, il volto scoperto. È andata bene, ci dice l'imprenditore, ma il problema è un altro. La pena, perché quando devono essere presi devono fare una pena certa e la devono fare e non la fanno. E per cui continuano a rubare, continuano a delinquere, continuano a colpire le persone più deboli. Poi aggiunge: non possiamo difenderci, se sul ladro viene a casa, io ho un'arma, posso difendermi? Devo prima essere colpito e poi devo reagire. Nel frattempo sono morto. I figli ora sono terrorizzati, ci dice la nonna. I bambini sono traumatizzati. Se tu vieni dal bagno, non ti mi fanno così, nonna, e tienen paura, proprio i bambini stanno traumatizzati. E torna la paura anche fra i cittadini con l'amministrazione comunale che sta correndo ai ripari con nuove telecamere. I cittadini hanno paura, ma regna quasi la rassegnazione. Se vogliono entrare i ladri, ci dicono, non li può fermare nessuno. Cosa femo? Non lo so, mi dica cosa femo? Non c'è niente da fare. E poi passare i carabinieri quante volte su un giorno chi vuole, perché tanto io ritendo i carabinieri e ne tendono anche noi altri. Non c'è nessun problema. Il furto di venerdì riporta al centro dell'attenzione i colpi messi a segno nelle ville di Mogliano, come quella di novembre, a casa del petroliere Miotto aggredito assieme alla famiglia. Mia moglie, ci dice questo residente di Via Gorizia dove è avvenuto l'ultimo furto, è spaventata. Lei dice, vedi che hanno fatto, ma ha paura, lei ha paura, io no. Io se li vedo, prendo un rastrello, io sulle gambe, vedrà che quelli non vengono più qua. L'assessore alla sicurezza di Mogliano spiega che in questo periodo si percepisce un'insicurezza fra i cittadini. Noi però invitiamo tutti a tenere alta l'attenzione e a mettere in campo tutte quelle piccole azioni che possono far dissuadere i delinquenti, come il chiudere quelli che sono gli infissi anche durante la giornata, chi ce l'ha a accendere il sistema di sorveglianza, l'allarme anche durante il giorno, che praticamente in quegli orari dove ci sembra quasi impossibile che ci sia qualcuno pronto ad agire. Intanto l'amministrazione ha approvato il secondo stralcio di videosorveglianza. Si tratta di telecamere che verranno installate proprio nella zona ovest di Mogliano, dove si trova Via Gorizia, un'opera da 220.000 euro. Le telecamere sono più di 20, si suddividono tra lettura targhe e telecamere multisensor. Ricordo che la telecamera multisensor con una telecamera come averne 4, ok? E queste aiutano, diciamo, a aumentare quella che è la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ma soprattutto aiutano le forze dell'ordine a svolgere le loro indagini.
Una donna di 30 anni originaria dell'Azerbaigian è stata condannata in tribunale di Treviso alla pena di 6 mesi di reclusione, pena sospesa per aver aggredito e colpito il capo, il compagno, nel corso di una lite non infrequente fra i due, anche a causa del diverso credo religioso, lui cristiano, lei musulmana. L'uomo colpito mentre era alla guida dell'auto aveva riportato un trauma cranico per il quale era ricorso alle cure del pronto soccorso. La donna è stata invece assolta dall'accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia minorenne. La pagina dell'economia ci porta al Sant'Artemio di Treviso, dove questa mattina si sono incontrate le province e le categorie sociali. In primo piano i temi del rincaro dell'energia e delle materie prime. Sarà una macelleria sociale, cioè le aziende salteranno. E quindi secondo me il mio invito è a riflettere su misure straordinarie di fatto di un'economia di guerra. È il messaggio che il parlamentare trevigiano porterà a Montecitorio dopo aver sentito cosa sta succedendo in uffici e cantieri. Aumenti medi del 20-30% sulle materie prime che rendono inattuabili i contratti d'appalto. Per asfaltare 1 chilometro di strada comunale, quindi di dimensioni normali, 1 anno e mezzo fa ci costava intorno ai 40.000 euro. Adesso ci costa più di 60.000 euro. Un problema che riguarda anche molti cittadini che hanno aderito al bonus casa del 110%. Forse ci sta sfuggendo un po' di mano la situazione. Appalti già fatti da tempo con prezzi che non siamo più in grado di sostenere, al di là del fatto che la materia prima, il materiale è aumentato, chi del 20, chi del 30%, abbiamo anche la difficoltà a reperire quel materiale. La conseguenza è imprese ferme e famiglie che potrebbero perdere il bonus trovandosi a dover pagare per intero gli interventi. Ecco perché gli artigiani hanno una richiesta chiara. Chiedere al governo sicuramente di togliere innanzitutto la data del 30 di giugno sul 30% delle attività eseguite nel cantiere e renderlo strutturale questa attività. Anche i sindacati chiedono di rivedere le regole, non solo del PNRR. Una calmierazione dei costi e degli appalti senz'altro. L'altro aspetto ovviamente è il collo di bottiglia dei termini, dei tempi che devono essere in qualche maniera rimodificati. Tutte osservazioni che andranno a definire il protocollo che l'Unione delle Province Venete ha discusso oggi con le altre parti sociali e che la prossima settimana invierà al governo. Il governo potrebbe agire sulle aliquote IVA, così come ha fatto per esempio sui carburanti, potrebbe agire sulle marginalità. Oggi ci sono delle risorse da PNRR non ancora emesse a bando, quindi potrebbe fare una riflessione andando a rifinanziare progetti già presentati piuttosto che attivarne di altri che poi pagano lo stesso dazio dei precedenti. Tutti i temi che sono stati affrontati questa mattina anche a Venezia dal presidente Luca Zaia e dal numero 1 del CONI Malagò in vista delle Olimpiadi 2026. Avevamo malcontati 6 anni e 8 mesi, di fatto noi i primi 2 anni e 4 mesi, ci si è messo anche il Covid, devo dire, di fatto, cioè diciamo l'impostazione dell'agenzia, la costruzione, la burocrazia di tutto questo sicuramente ci ha fatto perdere molto tempo. Giugno 2019, il giorno dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina. Febbraio 2026, il giorno dell'inaugurazione dei Giochi. 2 date fondamentali separate da poco più di 6 anni che però per vari motivi si sono drasticamente ridotti e ora è una corsa contro il tempo per arrivare pronti all'appuntamento che vedrà gli occhi del mondo puntati su Milano e Cortina. Siamo in emergenza, quindi l'approccio organizzativo che si sta costruendo all'interno dell'alveo emergenziale per cercare di ridurre il più possibile i tempi persi. A breve ci sarà un altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua con chiarezza quegli interventi che non possono non essere completati per l'evento olimpico. L'incontro a Palazzo Balbi è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte degli impianti sportivi e delle infrastrutture, con una premessa che è il numero 1 del CONI Malagò a sottolineare. Nelle 2 precedenti assegnazioni olimpiche il dossier di presentazione, oltre alle strutture che dovevano ospitare le gare, necessitava di una serie di informazioni relative ad aeroporti, rete viaria e mezzi di trasporto. Questi ultimi elementi non sono più fondamentali, è sufficiente infatti solo dichiarare gli impianti sportivi. Non c'era né nessun impegno né nessuna garanzia né
realizzarla. Giustamente lo Stato italiano, il governo italiano, che ce ne sono stati 3 in questi scarsi 3 anni, hanno ritenuto di accelerare quelle opere che ovviamente sono sinergiche agli impianti sportivi. Malagò che spiega come il dossier presentato dall'Italia per il 2026 fosse unico, avendo al suo interno il 90% di impianti già realizzati, ma ce ne sono molti da sistemare oltre a quelli da realizzare. Il presidente del CONI non nasconde la sua preoccupazione e anche se spiega il ruolo del CIO è quello di organizzare l'evento sportivo, poi però lancia un messaggio ben chiaro. È chiaro che uno vede i working in progress, per cui il mondo dello sport segnala, evidenzia, dico signori mi raccomando non facciamo brutta figura. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Impianti sportivi da realizzare senza se, senza ma. Sul tavolo però ci sono anche le infrastrutture. Variante di Longarone che dovrebbe essere terminata per il 2026 e quella di Cortina finanziata e che per l'avvio delle Olimpiadi potrebbe essere già cantierata. A preoccupare ora è anche l'aumento delle materie prime che va ad incidere sugli interventi, con il presidente Zaia che chiede al governo una revisione degli stanziamenti. I nostri cantieri con quel costo Olimpiadi lieviterà dal 25 al 30%. E a proposito di impianti sportivi, oggi è stata firmata la convenzione con il commissario per i lavori Sant'Andrea per la realizzazione della pista da bob di Cortina. Il fatto che oggi si firmi per la pista di bob è la prova provata che comunque trasferiamo tutto il lavoro fatto al commissario Sant'Andrea, che poi provvederà a cantierarla e a realizzarla. Si sono presentati compatti oggi pomeriggio in municipio a Portogruaro per chiedere di ridiscutere il piano sicurezza del Livenza. Sono i primi cittadini di Meduna, Motta, ma anche di Oderzo, Cessalto, Chiarano, Gorgo e San Polo, decisamente contrari alla decisione dell'autorità di bacino Veneto Friuli del fiume Livenza, che hanno ridefinito le zone rosse, ovvero quelle dove non si può né costruire né ristrutturare. Aree che invece, secondo i primi cittadini, grazie a oltre 20 anni di lavori per la messa in sicurezza dell'alveo del fiume, sono sicure, che sono strategiche per evitare possibili esodi di famiglie e aziende. Un incontro franco che è durato oltre 3 ore e che è terminato con l'apertura delle autorità a rimodulare meglio le aree a rischio. Ritorniamo a Treviso città per un dibattito che è aperto. Se Piazza Indipendenza proprio a Treviso tornasse a chiamarsi Piazza delle Donne, la proposta piace al sindaco Conte. Sono aperto anche a questa proposta, diamo una base storica e scientifica e dopodiché secondo me si può anche fare, anche perché non è mai troppo tardi per esaltare il ruolo delle donne. Il sindaco Mario Conte accoglie con disponibilità e soprattutto curiosità la proposta avanzata dalla consigliera provinciale di parità Stefania Barbieri di tornare a denominare l'attuale Piazza Indipendenza, dedicata ai patrioti risorgimentali, Piazza delle Donne, come era in passato. Per Barbieri rappresenterebbe un segnale di attenzione e sensibilità di genere, anche perché si tratta di uno dei luoghi più centrali della città, proprio accanto a Piazza dei Signori. Mi interessa, sto approfondendo la storia della nostra città, non soltanto di quella piazza ma di tutte le piazze, perché sono affascinanti alcuni nomi che avevano i luoghi della città di Treviso, e se questa trova conferma anche nelle mappe della città di Treviso, perché no? Piazze del centro frequentate nel fine settimana soprattutto dai giovani e giovanissimi. È positivo il bilancio che fa il sindaco del confronto, che ha voluto avere direttamente con loro sabato, dopo i seri fatti di cronaca che hanno coinvolto nell'ultimo periodo dei ragazzi anche minorenni, liti, vandalismi. Sono stato molto soddisfatto di questo incontro, li ringrazio e continuerò a farli, perché più dialoghiamo con loro e più riusciamo a ottenere risposte. E credo che sia la prima volta che la politica parla con i giovani e non parla di giovani. A Sant'Antonino intanto è stato inaugurato un nuovo parco giochi. Tutti qua bambini, pronti? Inaugurazione questa mattina del parco giochi di via Rachele Tognana nel quartiere trevigiano di Sant'Antonino, un'area pubblica di 1500 metri quadrati con 3 zone gioco per un costo complessivo di oltre 70.000 euro. Un nuovo punto di aggregazione per una parte del quartiere a cui presto se ne affiancheranno altri 2. Un parco giochi alla parte alta di Sant'Antonino che ne era sprovvista. Gli altri 2 prossimamente saranno a breve termine. Il primo, quello vicino alle scuole Carrer, l'altro ancora sarà quello vicino Sant'Antonino, vicino a via Bampo, dove c'è un altro parchetto già fatto. Ma gli interventi sul quartiere si estenderanno anche alle piste ciclabili.
Questo mese parte il primo stralcio della messa in sicurezza di via Sant'Antonino dal confine comunale di Casiar, con la costruzione anche di una passerella, perché qui c'è un incrocio molto, molto stretto, fino alla scuola materna di Sant'Antonino. Qui il Comune ha previsto di rialzare tutta l'area con il doppio obiettivo di rallentare il traffico per la sicurezza dei cittadini, ma anche di dare la sensazione di una piazza unica davanti alla chiesa. Poi ci sarà un ulteriore stralcio. Dalla scuola materna fino alla ferrovia, quindi fino a dopo le scuole Manzoni, e lì metteremo in sicurezza tutta l'asta di Sant'Antonino. Montebelluna piange la scomparsa di Antonio Gaio, storico esponente del Partito Comunista e oppositore in Consiglio Comunale dei sindaci Silviero Zaffaina e Dino De Longhi. Fatale la malattia che l'ha strappato all'affetto dei cari a 77 anni. Dal sindaco Adalberto Bordini il cordoglio alla famiglia e il ricordo per una persona carica di contagiosa vivacità e intraprendenza. Gaio ha spesso coinvolto le amministrazioni comunali nelle sue imprese civiche per la tutela ambientale e il decoro cittadino. E rimaniamo a Montebelluna, dove sono in molti a chiedere che il Comune acquisisca la storica Villa Bertolini in centro alla città, soprattutto ora che sarà battuta all'asta ad un terzo del suo valore. Un affare per Montebelluna. È l'acquisto di questa villa del Cinquecento con annesso parco di 18.000 metri quadri in centro città. E l'affare sta nel prezzo, che domani sarà battuto all'asta da 640.000 euro. Decisamente poco, anche solo per l'edificio da quasi 800 metri quadri su 3 piani, a cui vanno aggiunti oltre 700 metri quadri tra barchessa e porticato. Il suo valore da perizia del Tribunale è di oltre 2.250.000 euro e il miglior acquirente sarebbe il Comune, che già possiede gli 11.000 metri quadri della parte nord del parco. Comune che tra l'altro può esercitare il diritto di prelazione. In tanti da giorni stanno facendo pressione su sindaco e giunta perché Montebelluna non si lasci sfuggire questo affare, ma anche per evitare che poi, magari in mani private, non diventi una speculazione edilizia. Dal canto suo oggi pomeriggio il sindaco chiarisce. Il Comune non parteciperà all'asta, sappiamo quant'è la base d'asta, sappiamo anche che il Comune ha il diritto di prelazione, quindi eventualmente poi faremo le nostre valutazioni all'interno della maggioranza, se e come acquisire la villa. I timori del sindaco sono tutti economici. La base d'asta è sui 648.000 euro e questa è solo la base d'asta, poi ovviamente la villa ha bisogno di restauri che saranno vincolati anche da quanto sarà dettato dalla sovrintendenza, quindi lei può ben capire che i costi poi potrebbero lievitare notevolmente, ben più del prezzo della base d'asta. In ogni caso Montebelluna si tiene comunque una porta aperta, come si dice, sulla villa. Noi abbiamo il diritto di prelazione da esercitare entro 20 giorni dalla comunicazione che ci verrà effettuata dalla sovrintendenza, quindi faremo le nostre valutazioni in merito. Per noi adesso la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Resana e raccontarvi di una domenica davvero speciale. Oggi è un giorno storico e siamo contenti proprio di viverlo insieme al nostro Vescovo e con lei a fidarci, al Signore nostro Gesù Cristo, alla Vergine Maria, San Bartolomeo patrono e a tutti i santi incisi in questi tronchi. I rintocchi in mezzo alla piazza, Resana che festeggia così l'arrivo delle campane, quelle restaurate e quella fusa appositamente per venire installata insieme alle altre sul campanile della chiesa del paese. Un evento che non capita tutti i giorni, non a caso in molti, giovani e meno giovani, e il sindaco Stefano Bosa si sono radunati per vedere e ascoltare da vicino lo scampanio e il messaggio che i bronzi porteranno con sé. Ci annunceranno la vita nuova che inizia grazie all'amore del Padre che lo Spirito Santo riverserà in noi. Sulle campane una a una la benedizione impartita dal vescovo Monsignor Michele Tomasi e i colpi di martelletto per ascoltarne di ognuna il suono. In onore di San Bartolomeo Apostolo, patrono, a lode e gloria di Dio. Campane che rintoccheranno a festa nella solennità della Pasqua. Quel suono non è qualcosa fine a se stesso, è una voce.
è una voce di quel richiamo del Signore amante della vita che ci chiama a dare senso profondo alla esistenza. Infine nel campetto accanto alla chiesa il concerto del gruppo campanario di Cavazzale con cui le campane sembrano aver ricambiato la calorosa accoglienza. Lo sport, adesso il basket, ieri batosta per la NutriBullet. Alle prime difficoltà purtroppo ci siamo sciolti completamente e dopo abbiamo cominciato a sbagliare tutto quello che era impossibile sbagliare. Il volto di coach Menetti dice tutto a fine partita. Lui, come tutta la squadra, sulla graticola. Difficile, se non impossibile, commentare la peggior prestazione di sempre vista al Palaverde. Quella contro Napoli in casa doveva essere la gara cruciale della svolta. È diventata invece la partita che sigla il record negativo della Lega per punti segnati in un quarto. Perché dopo una prima frazione di gioco già inguardabile da 10 punti, la seconda, terribile, vede la NutriBullet piazzarne appena 3. Non riusciamo in questo momento a trovare continuità, non riusciamo neanche a trovare continuità emotiva, perché è evidente che nei primi 2 quarti c'è stato un crash emotivo e io credo, anche perché non mi sento di fare nessun tipo di processo a nessuno, proprio per la voglia di vincere a tutti i costi. Tutto questo di fronte a un avversario non irresistibile, ma che fa il suo. Tanto basta per schiacciare Treviso davanti a un pubblico prima allibito e poi rabbioso. Un concerto di fischi accompagna giocatori allo sbando, nessuno da sufficienza in pagella. Poco importa se poi le NutriBullet si svegli nella seconda parte della gara, 2 quarti vinti e una rimonta che arriva a poche manciate di tiri. Ma non è serata, finisce 77-67. È il momento più duro nella storia del basket targato Consorzio Universo Treviso. Le verità di playoff di inizio campionato, giustificate dalla buonissima stagione scorsa, sono volatilizzate da tempo, ma il problema è che ora anche la salvezza sembra allontanarsi. Non mi sento di fare veramente nessun processo a tutti quanti, di sicuro è un momento veramente molto duro, sappiamo e so che raggiungere questa salvezza, in base anche a quello che in questo momento stiamo facendo, sarà sempre più dura. E adesso? L'addio al sogno della Serie A, tanto rincorso e poi ottenuto, rischia di concretizzarsi. Anche Menetti a rischio ormai, non c'è più posto per i passi falsi. È un campionato dove anche le giornate di oggi dicono che tutto può essere, dobbiamo noi per primi però ritrovare noi stessi. Questo credo che non sia un problema di calendario, credo che sia un problema di ritrovare noi stessi in tutte le maniere e trovare la maniera e soprattutto avere l'idea di continuare a combattere. Ecco, questa è la cosa principale per tutti. E noi adesso andiamo a Belluno. La politica in primo piano in vista dell'Election Day del 12 giugno con il candidato sindaco del centrodestra Oscar De Pellegrin che ha presentato partiti e civiche che sostengono la sua candidatura e la Scolteria, il quartier generale dove nelle prossime settimane confluiranno idee e programmi per la Belluno del futuro. 5 partiti, 5 liste civiche, 2 delle quali espressione diretta del candidato Oscar De Pellegrin che compariranno nella scheda elettorale assieme ai simboli di Fratelli d'Italia e Lega. Nel quartier generale di Via Cavour, battezzato la Scolteria, De Pellegrin ha presentato la sua squadra al gran completo. Era giusto far emergere il valore di tutti perché abbiamo lavorato in squadra in questi 5-6 mesi. Noi siamo qui a disposizione per la città, sicuramente l'attenzione sarà data a tutti anche in base ai risultati delle elezioni del 12 giugno, ma poi sarò io a decidere in base a competenze, in base a come si sa lavorare in squadra, in base anche a cosa Belluno ha bisogno. All'apparenza perciò tutti hanno scelto di mettersi a disposizione senza rivendicare poltrone, fuori dalla scheda elettorale Liga, Forza Italia, Coraggio Italia e le civiche Belluno è di tutti, Civiltà Bellunese, Patto Belluno Dolomiti, i cui esponenti concorreranno a un posto nella lista Noi con Oscar. Noi porteremo all'interno di queste liste civiche persone e idee. C'è una Belluno legata ai valori di Forza Italia che noi pensiamo di intercettare in queste elezioni perché sono valori che portano
idee di libertà e idee di sviluppo. Turismo, cultura, sport, giovani e anziani, le prime parole chiave del programma di Oscar De Pellegrin, che immagina una Belluno inclusiva e non solo riferita alle persone con disabilità. Chiunque viene qui, chiunque abbia voglia di lavorare, chiunque accetti le regole della nostra società è il benvenuto. Quello che magari ci dà qualche preoccupazione in più è chi dovesse arrivare e non accettare ovviamente le regole del gioco. Liste pressoché chiuse, l'annuncio di De Pellegrin, che da pochi giorni può contare anche sul sostegno del partito della Meloni. Abbiamo trovato una condivisione soprattutto sui valori, sugli interessi che sono comuni. Siamo uniti nella diversità, ma questo non significa che queste diversità non rappresentino una ricchezza. La cronaca sindacale con una firma davvero storica che riguarda la sanità bellunese. Arriva la vigilia del rinnovo delle rappresentanze sindacali dell'ULSS Dolomiti e certo avrà un peso specifico rilevante la storica firma dell'accordo sul riconoscimento degli arretrati dei tempi di vestizione e svestizione di tutti i lavoratori. Una battaglia di CISL Funzione Pubblica avviata nel 2019, quando dopo il rinnovo del contratto i tempi che il personale impiega per indossare la divisa sono entrati a far parte dell'orario di lavoro. Voglio veramente ringraziare quanti hanno creduto nella CISL Funzione Pubblica, in primis il gruppo dei 19 che hanno promosso la causa e poi tutti gli altri iscritti che hanno aderito alla nostra forte azione messa in campo, perché è solo grazie a loro che abbiamo potuto arrivare a questo risultato. Grazie al ricorso a cui hanno aderito 300 dipendenti e tra loro i 19 che hanno presentato una causa pilota al Tribunale di Belluno sono stati riconosciuti 2 accordi. Il primo ai ricorrenti del valore di 420.000 euro per 27.500 ore di arretrati che potranno essere recuperati o monetizzati. Il secondo a favore di 1.972 dipendenti che si vedono riconosciute 50.000 ore complessive per un valore di 760.000 euro. Crediamo inoltre che questa sia anche una, come posso dire, opportunità per l'azienda per riconoscere l'importanza che ha avuto anche in termini di tempo la vestizione durante la pandemia. L'avvio dell'avvertenza e la richiesta di ricorrere in giudizio nel 2019 era stato oggetto di uno scontro pesantissimo fra organizzazioni sindacali. CGIL e UIL giudicarono l'iniziativa irresponsabile e inaccettabile. CISL rispose spiegando che l'avvertenza era l'unica modalità che avrebbe evitato all'ULSS un ricorso per danno erariale. Uno pensa ai tempi per la vestizione, in condizioni normali stiamo parlando di un quarto d'ora circa. Durante gli ultimi 2 anni della pandemia quei tempi là sono, come posso dire, aumentati esponenzialmente perché i dipendenti dovevano indossare tutti i dispositivi necessari per la protezione. Quindi a circa 2.000 dipendenti 25 ore di possibile recupero psicofisico. Ai 300 circa dipendenti che hanno aderito al ricorso avranno quasi 100 ore, che è l'equivalente di quasi 3 settimane di tempo. In ultima battuta vi ricordo che questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 c'è Ringa con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, con Matteo Favero del Partito Democratico, Vincenzo Marinese presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Roberto Ciambetti della Lega, Nicola Atalmi CGIL e ci sarà anche Vlodomir Namerovski, ve ne abbiamo parlato in apertura di questo telegiornale, il moglianese bloccato in Ucraina e che sta finalmente rientrando nella sua Mogliano. Ed è davvero tutto anche per questa sera da Belluno e Treviso. Vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Condizioni meteorologiche stabili e temperature in ripresa grazie ad un progressivo rialzo della pressione atmosferica e al definitivo allontanamento della perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 5 aprile. Sul Veneto fino al primo mattino nebbie sulla pianura, più probabilmente su costa e zone limitrofe. A seguire sarà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche nube in più dal pomeriggio sul Trevigiano, ma senza piogge associate. Temperature in aumento, minime tra 2 e 5 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 16 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sulla fascia alpina e sulla costa sarà poco nuvoloso, al mattino possibili foschie in pianura. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto soleggiato con qualche annuvolamento più consistente sui settori settentrionali. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 16-17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.